i miei animali domestici sono vestiti da Babbi Natale? Se non completerete la sfida entro 20 minuti, no, povero Dio. Oggi è un bel giorno, e quando è un bel giorno significa che ci deve essere uno scherzo. Infatti ragazzi, ho preparato uno scherzo fuori di testa. Tutti conoscete la mia cagnolina Maietta, e se voi sapete, se avete ovviamente guardato Instagram, seguitemi Crazy_Mad. In questo momento a casa mia c'è il mio migliore amico. Sì, state pensando anche voi quello che penso io? Regalerò il mio cane al mio migliore amico per vedere la sua reazione. Andiamo Carl, seguimi. Ragazzi, è qua dentro, andiamo. Vinx, eccoti qua. Allora caro Vinx, ho un bel regalino per te. Ti regalerò un animale, bro, perché noi due siamo migliori amici e un migliore amico premia l'altro migliore amico. Un animale Vinx. Però per regalarti questo animale, cioè nel senso, avevo bisogno dell'aiuto di un mio animale. Sarebbe Maietta, andiamo a cercare Andiamo da Maietta, non rompere. Andiamo da Maietta, non rompere, sì. Allora fare queste scale proprio. Non ce la faccio più con queste scale. Maietta, dove sei? Maietta, Aia. Maietta, Aia. Ciao. Pixel, ti devo dire la verità, non mi sembra la stessa di prima. Crazy, ha un qualcosa che non va, cioè, sei stato tu? No, Vinx, cioè, nel senso non riesco a capire, ma non sembra proprio il mio cane questo qui. Ma ne siamo sicuri che è lei? Ma non riesci a capire che cosa non va? Maia! Sbaglio! O ha un costume da Babbo Natale, Vinx? Ma se siamo solo in casa, com'è possibile che Maietta abbia questo costume di Babbo Natale? Ne sai qualcosa? Crazy, ti giuro che non ho fatto niente, io no, Crazy, non ho fatto niente, io no. Vinx, a me sembra che tu hai una faccia un po' strana. Hai vestito tu il mio cane? Di la verità. No, Crazy, ti giuro, non sono stato io. Va bene, prendiamo. Rio, stai calmo, anche te. È il momento di dare la pappa, Rio, vieni qua, Rio. Vinx, stai guardando questo pappagallo? Ha qualcosa che non va anche lui. Ne sai qualcosa? Crazy, l'ho visto pure io che c'è qualcosa che non va. Ma non c'entro niente io, ti posso giurare, Crazy. Perché i miei animali domestici sono vestiti da Babbi Natale? Cioè, ma che cosa significa? Vinx, è uno scherzo? Me lo devi dire, perché mi sto infuriando sul serio. No, Crazy, ti giuro che non è un mio scherzo questa volta. Che sta succedendo? Crazy, sto avendo troppa paura. Ma se non sei stato tu e non sono stato io e non è mia madre e mia sorella non c'è? Chi è stato? Crazy, non lo so, ma non ce ne siamo soli in casa. Ok, io sto cominciando a spaventarmi. Da là dentro proviene una luce, non so se dal video si vede. Hai acceso per caso tu le luci? Oddio, Vinx, sei uno scherzo, dimmelo ora perché mi sto già... Hai capito? No, Crazy, ti posso giurare, non è un mio scherzo, ma perché ci sono delle luci lì? Oh mio Dio, chi ci va? No, io non ci vado là, no. Ok, ci dobbiamo fare forza, Vinx. No, Crazy, non è Andiamo. Piano, perché se c'è qualcuno in casa che ha vestito... Se c'è qualcuno in casa che ha vestito il mio pappagallo Rio e il mio cane Maia, mamma mia... Calma, piano. A parte che noi due siamo venuti ora dal bar. Non capisco. Ok, chi entra in quella porta? No, facci tu, Crazy, facci tu. Io me ne ma oggi devo andare io. Tocca sempre fare tutto a me. Ma ti sembra normale? Ok, ci vado io. Piano, Vinx, Un albero di Natale? No, ma non c'era prima. No, non c'era prima. Vinx, ma se siamo stati tutto il giorno fuori, com'è possibile che c'è un albero di Natale là? Me lo puoi spiegare? È un tuo scherzo? Ma non è possibile, mia mamma è fuori città con mio padre e mia sorella. Crazy, non è un mio scherzo, ti giuro, ero messo pure lì sul divano che stavo guardando il telefono, non c'entro niente io. Crazy, ma c'è un telefono laggiù. Come c'è un telefono? E di chi è quel telefono? Aspetta, se Babbo Natale voleva farci un regalo e vuole portarci un telefono, Vinx? O magari è uno scherzo. Ma com'è Babbo Natale? Ma chi sarà questo Babbo Natale? Cioè, è uno scherzo di mia madre, che ne so. Ma mia madre non c'è. Non ne sto capendo più niente. Vedo un qualcosa scritto. Prendiamolo e vediamo cosa c'è scritto, Crazy. Ma come? Cosa c'è? Che stai dicendo, Vinx? Ma quello è il mio telefono! Amore di
Quindi papà, che ci fai qui? Binks, ci sono delle scritte in questo telefono, ma che significa? Aspetta, leggiamole insieme. Lettera da Babbo Natale. Ciao, io sono Babbo Natale, ma forse sono quello cattivo. Dovrete completare 3 sfide. 3 sfide? 3 sfide? Ma che significa 3 sfide? Preparare latte e biscotti e metterli fuori la porta. Vabbè, si può fare, già. Ma perché poi dobbiamo fare questa cosa? Poi mangiare una banana in 4 secondi. Cosa? Ma che sta dicendo? La mangerai tu, Crazy. Io non lo farò mai. E poi trovare il panettone al pistacchio. Oh, non ne sto capendo bene. Avevi un panettone al pistacchio e non me l'hai detto? Non lo so. Ma poi perché dovremmo fare queste sfide? Aspetta un attimo. Cioè, ma che sta dicendo questo qui? Se non completerete la sfida entro 20 minuti, direte addio al povero Rio. Rio! 20 minuti. Rio! C'è la luce accesa di lassù! Rio, no, forse l'abbiamo... Rio! Mix, la gabbia è aperta! Dove è finito Rio? Suo pigiamino! Oh mio Dio, raga! No! Binks, c'è una piuma di Rio! No! Ragazzi, perché c'è una piuma di Rio? Oh cavolo! Dove è finito Rio? Binks, abbiamo solo 20 minuti, dobbiamo smuoverci! Qual era la prima sfida? Che dobbiamo preparare un piatto con latte e biscotti, ma cosa? Ok, smuoviamoci! No, è di là il frigorifero per il latte. Ok, allora, del latte ce l'ho. Ok, prendiamo subito un bicchiere. Ok, un bicchiere. Ok, vabbè, sti cavoli che è caduto a terra. Riempiamo questo bicchiere di latte, ragazzi, veloci. E dobbiamo anche prendere dei biscotti, ok? Prendo un fazzolettino, mettiamo dei biscotti. Ok, va bene, veloci. 4 biscotti penso che gli bastano. Vabbè, mettiamogliene 5, chi se ne frega. Ok, e portiamoglieli fuori la porta. Ok, ma... quale porta? Tu hai un'idea di quale porta, Vinx? Crazy, effettivamente non lo so quale porta. Ce ne sono tante di porte. Forse quella di fuori? Sì, hai ragione, andiamo quella di fuori. Ok, apriamo la porta e andiamo fuori. Ok, mettiamoglielo fuori questa porta. Qua davanti, ragazzi. Oh, sta porta. Ok, perfetto. E chiudiamo questa porta. Ok, andiamo a fare la seconda sfida, ragazzi. È importante. La seconda sfida era mangiare una banana in 4 secondi. Ok, apriamola. Apriamo la banana, ragazzi. In 4 secondi è veramente impossibile. Ok, togliamo tutti i fili che ci sono. Togliamo la banana. Ok, mettiamo il timer. 3, 2, 1. Ok, ragazzi, mi sto vomitando. Ci sono stato 4 secondi e 59, quasi 5 secondi. Vabbè, non penso faccia problema. Binks, tu te la ricordi qual era la terza sfida? Crazy, me la ricordo, e dobbiamo andare a cercare il panettone al pistacchio. Panettone al pistacchio? Sì, Crazy, dobbiamo andare a cercare il panettone al pistacchio. Io direi di andare, andiamo. Binks, aspetta, il panettone al pistacchio l'ha portato ieri mia madre, mi ricordo. L'ha comprato al panificio. E se non ricordo male l'ha messo appunto là sopra, l'ha messo. Ma vabbè, dai, l'importante è comunque averlo trovato. Benissimo. Abbiamo trovato il panettone al pistacchio. Ok, Vinx, ma ora che abbiamo il panettone al pistacchio, cosa possiamo... Vinx, senti anche tu del rumore? Rio che è volato, forse? Aspetta, Vinx, un po' di paura. Oh, ma Vinx, prendiamo! Lo vedi? Chi è? Ma chi è questo vestito di paura? Sta scappando! No. Non è credibile, no. L'hai vista anche tu? Vinx, se noi saliamo quella scala andiamo in pericolo. No, sul tetto di casa mia non ci possiamo andare. Siamo al 3° piano, rischiamo di cadere di sotto. Che facciamo, Vinx? Ma dove è andato a finire? Vinx, e qua su c'è un vento assurdo. No. Ma poi ci manca i cipalli, su, ma chi era? Oh mio Dio. Io non ne voglio sapere niente. Rientriamo. Dov'è Rio? Dov'è? Ragazzi, dov'è finito Rio? Dov'è finito Rio? Povero Rio, che gli stanno facendo? C'era una pinna.
Vince, io spero che non sia un tuo scherzo, Vince. Perché se è un tuo scherzo, Vince, mi arrabbio, dimmi la verità, è un tuo scherzo? No, Crazy, non è un mio scherzo. Non potrei fare una cosa del genere. Cioè, ma ti rendi conto? Questa è la gabbia del povero Rio. Ma non c'è niente. Dov'è? Dove sei finito, Rio? Ragazzi, come facciamo? Ma chi è quello là? I miei genitori sono fuori città con mia sorella. Chi può essere a farmi uno scherzo? La mia ex fidanzata? Cioè che ora è la mia migliore amica? Non credo proprio, perché è troppo alta per essere la mia migliore amica. Chi potrebbe essere? Chi potrebbe essere?